Oltre 10.000 persone a Padova per i funerali di Giulia Cecchettin nel giorno del lutto regionale, lacrime e commozione, Gremiti Sagrato di Santa Giustina e Prato della Valle. All'uscita della bara applausi e un muro di rumore. Amore mio, grazie per questi 22 anni, ti immagino abbracciata alla mamma, le parole di papà Gino dall'altare e a Saonara alla sorella Elena, continuerai ad essere il mio angelo custode. È avvolta nel mistero a Mestre la morte della studentessa 17enne precipitata ieri sera dal quarto piano del balcone di casa, al vaglio della polizia, le immagini della tabaccheria e le testimonianze dei vicini. Lo sciopero di medici e infermieri, a Venezia la manifestazione dei camici bianchi per denunciare la crisi della sanità pubblica. Strage del bus di Mestre in cui morirono 21 persone, oggi il terzo sopralluogo. Le indagini proseguiranno nei prossimi giorni anche con le immagini girate dalle telecamere del pullman. La strage di Santo Stefano, il PM di Belluno ha chiesto al giudice l'incidente probatorio per cristallizzare la perizia psichiatrica su Angelica Utter, la 32enne accusata di omicidio stradale Prulmo. E continua anche quest'anno la rubrica dedicata alle creazioni delle vostre natività su Antenna 3. Continuate ad inviarci in redazione le immagini girate da voi telespettatori, le manderemo in onda nel corso dei nostri telegiornali. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione di Venezia del nostro telegiornale. Il giorno dell'addio del Veneto a Giulia Cecchettin nella Basilica di Santa Giustina a Padova. L'ultimo saluto alla 22enne uccisa dall'ex fidanzato. La nostra emittente ha seguito la lunga mattinata dalla partenza del feretro dall'obitorio fino all'emozionante saluto con oltre 10.000 persone in piazza. Sono da poco trascorse le 10:30 quando la bara bianca coperta di rose esce dall'obitorio di via Cornaro a Padova per essere caricata sul carro funebre e raggiungere la Basilica di Santa Giustina. È all'obitorio che con compostezza e un dolore che si può leggere nei volti, nei gesti, inizia il lungo addio della famiglia Cecchettin a Giulia. È ora di lasciarti andare, dirà poi papà Gino dal pulpito, quello che Filippo Turetta non è stato capace di fare. Possa trovare quell'amore. Dal mattino il sagrato della Basilica e Prato della Valle sono andati via via riempendosi. Moltissimi gli studenti in una Padova che nella giornata di lutto regionale aveva sospeso le lezioni. Una dopo l'altra le corone di fiori del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, di Camera e Senato. Nei banchi delle autorità il Ministro della Giustizia Carlo Nordio e il Presidente del Veneto Luca Zaia, dietro a loro una schiera di sindaci con la fascia tricolore. Al suo arrivo il feretro è accolto da un applauso, un abbraccio che fa commuovere il papà di Giulia. Guardate le lacrime di Gino. Restano tutto il tempo stretti in primo banco Cecchettin con i figli Elena e Davide, le mani intrecciate, il capo posato uno sull'altro. Il sorriso di Giulia ci mancherà perché il suo viso ci è divenuto caro, ha detto il vescovo di Padova, Monsignor Claudio Cipolla, nella sua omelia, invocando poi il Signore. Insegnaci, Signore, la pace tra generi, tra maschio e femmina, tra uomo e donna. Vogliamo imparare l'amore e vivere nel rispetto reciproco, cercando anzi il bene dell'altro nel dono di noi stessi. Non possiamo più consentire atti di sopraffazione e di abuso. E poi l'unico passaggio esplicito riferito a chi Giulia l'ha uccisa. Chiediamo la pace del cuore anche per Filippo e la sua famiglia. Il nostro cuore cerca tenerezza, comprensione, affetto, amore. La pace del cuore è pace con se stessi, con il proprio corpo, con la propria psiche, con i propri sentimenti, soprattutto quelli che riguardano il senso delle azioni che compiamo e il senso della vita. In molti si avvicinano al banco dei Cecchettin al momento di scambiarsi un segno di pace. Si fa avanti un uomo i cui lineamenti l'Italia ha imparato a conoscere nel 2021. È Vincenzo Gualzetti, papà di Chiara, uccisa da appena 15 anni. Anche lui ha perso sia la moglie, morta a luglio, che la figlia, e stringe il papà di Giulia in un abbraccio vigoroso.
Il feretro viene benedetto, quindi ripercorre la navata verso l'uscita. Quando la bara scende la scalinata, gli applausi della piazza, dei 10.000 della piazza, si fanno rumore e chi c'è sfila dalla tasca, dalla borsa o dallo zaino un mazzo di chiavi, tutti insieme a farle tintinnare per lunghi, emozionanti minuti. Non odio ma speranza nelle parole di papà Gino Cecchettin dal pulpito. Il femminicidio è spesso il risultato di una cultura che svaluta la vita delle donne, vittime proprio di coloro che avrebbero dovuto amarle e invece sono state vessate, costrette a lunghi periodi di abusi fino a perdere completamente la loro libertà, prima di perdere anche la vita. Come può accadere tutto questo? Come è potuto accadere a Giulia? Ci sono tante responsabilità, ma quella educativa ci coinvolge tutti. Ma mi rivolgo per primo agli uomini, perché noi per primi dovremo dimostrare di essere agenti di cambiamento contro la violenza di genere. Parliamo agli altri maschi che conosciamo, sfidando la cultura che tende a minimizzare la violenza da parte di uomini apparentemente normali. Creiamo nelle nostre famiglie quel clima che favorisce il dialogo, un dialogo sereno perché diventi possibile educare i nostri figli al rispetto della sacralità di ogni persona, ad una sessualità libera da ogni possesso e all'amore vero che cerca solo il bene dell'altro. Chiamarsi fuori, cercare giustificazioni, difendere il patriarcato quando qualcuno ha la forza e la disperazione per chiamarlo col suo nome, trasformare le vittime in bersagli solo perché dicono qualcosa con cui magari non siamo d'accordo, non aiuta ad abbattere le barriere. Alle istituzioni politiche chiedo di mettere da parte le differenze ideologiche per affrontare unitariamente il flagello della violenza di genere. Abbiamo bisogno di leggi e programmi educativi mirati a prevenire la violenza, a proteggere le vittime e a garantire che i colpevoli siano chiamati a rispondere delle loro azioni. Vi voglio leggere una poesia di Gibran che credo possa dare una reale rappresentazione di come bisognerebbe imparare a vivere. Il vero amore non è né fisico né romantico. Il vero amore è l'accettazione di tutto ciò che è stato, sarà e non sarà. Le persone più felici non sono necessariamente coloro che hanno il meglio di tutto, ma coloro che traggono il meglio da ciò che hanno. La vita non è una questione di come sopravvivere alla tempesta, ma di come danzare nella pioggia. Cara Giulia, è giunto il momento di lasciarti andare. Salutaci la mamma. Ti penso abbracciata a lei e ho la speranza che strette insieme il vostro amore sia così forte da aiutare Elena, Davide e anche me, non solo a sopravvivere a questa tempesta di dolore che ci ha travolto, ma anche ad imparare a danzare sotto la pioggia. Sì, noi tre che siamo rimasti vi promettiamo che un po' alla volta impareremo a muovere i passi di danza sotto questa pioggia. Cara Giulia, grazie per questi 22 anni che abbiamo vissuto insieme e per l'immensa tenerezza che ci hai donato. Anch'io ti amo tanto e anche Elena e Davide ti adorano. Io non so pregare, ma so sperare. Ecco, voglio sperare insieme a te e alla mamma. Voglio sperare insieme ad Elena e Davide. E voglio sperare insieme a tutti voi qui presenti. Voglio sperare che tutta questa pioggia di dolore fecondi il terreno delle nostre vite. E voglio sperare che un giorno possa germogliare. E voglio sperare che produca il suo frutto di amore, di perdono e di pace. Addio Giulia, amore mio. E grande commozione anche a Saonara, dove ora Giulia riposerà accanto alla mamma Monica. Il feretro di Giulia arriva a Saonara poco prima delle 13. Il cuore di un'intera comunità si fa pesante mentre il sagrato si riempie nel silenzio e nella commozione. Le volontarie del gruppo missionario distribuiscono i nastri rossi. Vogliamo essere vicini a questa famiglia in particolare e a tutte quelle
che in passato hanno avuto questo momento così tragico. Siamo tutti quanti straziati dal dolore. Nastri rossi come quelli che si trovano in ogni angolo del paese, sui negozi che abbassano le saracinesche, sugli edifici pubblici, anche all'esterno del cimitero. Dentro la chiesa di San Martino le preghiere accompagnate dal coro e da un piano, fuori l'abbraccio che si fa via via sempre più grande. C'è chi conosce la famiglia Camerotto, chi conserva un ricordo di Monica, la mamma di Giulia, scomparsa poco meno di un anno fa. Signora Monica era amica proprio di mia figlia. E una cosa triste così non si è mai sentita qui nei dintorni. Tocca veramente il cuore. Don Francesco, che ha accompagnato i familiari di Giulia per tutta la giornata, va oltre il conforto e si rivolge direttamente alla ragazza. Le sue sono parole di gratitudine. Tu continuerai a vivere in questa nostra comunità, ti verremo a trovare affinché il tuo volto, la tua presenza possa essere di forza. Vorrei che così dicessimo insieme tutti adesso questa parola: grazie. Ci sono poi ricordi privati di una maestra di Giulia, di un'amica e della zia, quel sorriso che contagiava tutti, semplice e rasserenante. Con te abbiamo imparato che non può esserci compleanno senza spegnere le candeline, che anche abbracciare gli alberi può dare qualcosa. Volevamo continuare ad abbracciarti e dirti ti vogliamo tanto bene, come una bambina. Ma forse l'unico abbraccio che volevi davvero era quello della tua mamma. Quello di Saonara non è un addio, ma un impegno a non dimenticare. Quando il feretro esce, l'applauso scarica la tensione accumulata in 3 lunghe settimane, poi ad accompagnare Giulia al cimitero per riposare accanto alla madre Monica è un fiume di persone. Nella chiesa di Saonara le toccanti parole della sorella di Giulia, Elena. Giulia era buona, è la persona migliore che io abbia mai conosciuto. Giulia amava la letteratura inglese, Jane Austen, e voleva andare a vedere la brughiera. Giulia si dimenticava sempre le chiavi e una volta, tentando di scavalcare il cancello per entrare, si è strappato il cappotto e la felpa. Giulia era la mia sorellina, ma era anche la mia sorella maggiore, e Giulia mi diceva cosa dovevo fare quando non ero sicura e mi dava sempre ottimi consigli, che molto spesso non mi piacevano perché non erano quello che speravo di sentirmi dire, ma lei era onesta e dava ottimi consigli. Le notti d'estate andavamo in un parchetto vicino a casa e ci stendevamo sulla cesta di corda. Rimanevamo lì ad ondolarci piano, guardando le stelle, sentendoci infinite, con le viti che si conficcavano nella schiena perché forse eravamo un po' troppo grandi per quella cesta, ma a noi andava bene così. Ora Giulia, in quella cesta ci sto comoda, ma non è più bella senza di te, perché guardo il cielo e ti vedo in mezzo alle stelle, che fai a metà di un gelato con la mamma. Prima o poi ci rivedremo, te lo prometto, ma fino a quel momento so che sarai con me e che continuerai a essere il mio angelo custode, perché in fin dei conti lo sei sempre stato. Chiudiamo questa ampia pagina dedicata all'ultimo saluto a Giulia Cecchettin. C'è un'altra vicenda drammatica avvolta dal mistero, quella della morte di una studentessa di 17 anni di origini cinesi, precipitata ieri sera dal balcone di casa. Resta avvolta nel mistero la morte della studentessa 17enne di origini cinesi precipitata dal 4° piano del balcone di casa a Mestre lunedì 4 dicembre intorno alle 18 in via Gozzi, poco distante dalla stazione ferroviaria. La polizia scientifica, oltre ad aver acquisito le immagini della telecamera di videosorveglianza della tabaccheria del condominio che ha ripreso la tragica caduta, sta continuando ad ascoltare le testimonianze di quanti hanno assistito all'accaduto. Secondo quanto raccolto, la 17enne non avrebbe avuto problemi con la scuola. I vicini parlano di una famiglia ben inserita con il tessuto sociale della zona e residente qui a Mestre da anni. Alcuni raccontano che prima di vedere la ragazzina precipitare dal balcone di casa avrebbero sentito una violenta lite scandita dalle voci di 2 donne, si ipotizza fossero quelle della stessa 17enne e della mamma. Poi il nulla, il silenzio, rotto soltanto dal tonfo del violento impatto. Indagini in corso.
La strage di Santo Stefano di Cadore, il PM di Belluno Simone Marcona ha chiesto al giudice l'incidente probatorio per cristallizzare la perizia psichiatrica su Angelica Utter, la 32enne accusata di omicidio stradale plurimo. L'indagine psichiatrica ha stabilito che la donna è capace di intendere e di volere. Con l'incidente probatorio a cui saranno ammesse accuse e difesa, il magistrato intende formare una nuova prova già durante le indagini preliminari. La strage del cavalcavia di Mestre, terzo sopralluogo questa mattina. Vediamo. Per la terza volta tecnici e periti sono tornati in sopralluogo sulla rampa nella quale 21 persone persero la vita e 15 rimasero ferite precipitando con un autobus elettrico della società La Linea la sera del 3 ottobre. Dopo i sopralluoghi del 25 ottobre e del 9 novembre, l'ingegner Placido Migliorino, dirigente del Ministero dei Trasporti, è tornato per la terza volta in qualità di consulente della Procura di Venezia sulla rampa Rizzardi, che questa volta non è stata chiusa al traffico durante lo svolgimento della perizia. Lo stato di asfalto e guardrail sono da mesi sotto l'occhio degli inquirenti, unitamente alla carcassa del bus elettrico della Linea, tuttora custodito all'interno dell'ex mercato ortofrutticolo di Via Torino. Prove di resistenza e di tenuta di reperti asportati durante i precedenti sopralluoghi sono al vaglio del Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Padova. Nei giorni scorsi la Procura di Venezia ha indagato una quarta persona, il dirigente più alto in grado dei lavori pubblici del comune. Gli altri indagati sono i funzionari responsabili dei settori della viabilità e delle manutenzioni del comune e l'amministratore delegato della società La Linea. La pubblicità, ora linea alla regia, tra poco. Rieccoci in diretta. Oggi la giornata di sciopero di medici ed infermieri, manifestazione a Venezia. Sentiamo le ragioni. Un giorno di sciopero, un giorno in cui si ferma la sanità per non doverla fermare per sempre. La sanità si ferma oggi per non fermarsi per sempre. È un urlo d'allarme, una richiesta d'aiuto e un appello accorato alla politica, ma anche una chiamata ad una presa di coscienza collettiva dello stato di crisi in cui versa la sanità pubblica, quello che si leva da medici e infermieri veneti, dalla ULSS 7 Pedemontana alla ULSS 3 Serenissima, da Padova a Treviso, dalle montagne bellunesi alle pianure rodigine. Un intero settore si mobilita per far sentire la propria voce, manifestando a Venezia davanti al Palazzo Grandi Stazioni della Regione per poi spostarsi in prefettura. Il rispetto degli infermieri passa attraverso il rispetto economico, il rispetto normativo, il rispetto nella sicurezza dei luoghi di lavoro, dato che le aggressioni sono sempre più frequenti e sempre più importanti. Le sempre più frequenti aggressioni in corsia o al pronto soccorso sono causate, secondo infermieri e medici, anche dall'ansia e dall'esasperazione di pazienti che si sentono lasciati in balia di se stessi, trascurati da un personale sanitario che invece sta facendo i salti mortali per colmare le carenze di organico. Lo stipendio mediamente è sui 1.500-1.600 di stipendio, anche se si riesce a guadagnare facendo purtroppo un lavoro in più, che comunque noi la chiamiamo un lavoro di spremitura ulteriore del lavoro, quali lo straordinario, sono molto tassati, per cui lo stipendio rimane sempre basso. Secondo le prime stime, lo sciopero di medici e infermieri si attesterebbe in media attorno al 70%. Frustrazione e delusione sono fortissimi in entrambe le categorie. Promesse vane mai mantenute, carenza di personale, carenza di risorse economiche, tagli sulle pensioni, il personale che se ne va perché trova molto meglio lavorare nel privato. Noi continuiamo a lavorare e teniamo duro per il momento, ma siamo sempre più in difficoltà e questa la gente la deve sapere. In chiusura vi ricordo che torna la nostra rubrica dedicata alla vostra natività. Potete, come ogni anno, inviarci le immagini del vostro presepe via WhatsApp al numero che vedete in sovraimpressione. È tutto, grazie per essere stati con noi, vi lascio alle previsioni del tempo. Arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
Benvenuti al meteo. Pressione in aumento, soffiano venti di maestrale. La giornata sarà caratterizzata da un tempo in prevalenza asciutto. Vediamo il dettaglio di mercoledì 6 dicembre. Sul Veneto il cielo si presenterà nuvoloso e coperto, specie al mattino. Con il passare delle ore, dunque, dal pomeriggio non sono escluse anche delle parentesi maggiormente soleggiate. Le temperature saranno in ulteriore lieve aumento, minime tra 1 e 4 gradi, massime tra 7 e 10 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui il cielo sarà grigio e nuvoloso, possibili schiarite poi nelle ore pomeridiane. Temperature minime tra 3 e 5 gradi, massime sui 9-10 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Il cielo sarà anche in questo caso in prevalenza coperto, ma con occasionali schiarite soleggiate nel pomeriggio. Temperature minime tra 2 e meno 2 gradi, massime sui 7 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento come sempre in nostra compagnia. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.